Se l'anno scorso in tutto l'anno abbiamo vinto una sola volta, quest'anno alla prima giornata arrivano subito i 3 punti. Udinese che vince meritatamente contro la Lazio, decidono i gol di Luca e di Thauvin, decide Thauvin perché comunque fa anche l'assist per il primo gol e fa una partita sontuosa riscattando, no? Quella prestazione opaca di Bologna, 3 punti e io dico meno 36 perché Stinkalmus è il mio mantra da qui in avanti. Sì, beh, buona la prima, poi chiaramente, visto l'annata che abbiamo appena vissuto, bisogna prima di tutto pensare di mantenere la categoria con tranquillità. Poi se i punti arriveranno presto, pensiamo ad altro. Per il resto Restiamo umili, mi vediamo. piace questa nostra umiltà, Sì, sì. perché oggi è facile esaltarsi, è stata una gran partita, l'Udinese ha fatto tutto quello che doveva fare, ha giocato una partita vera, concreta, c'è stato tutto, c'è stata la grinta, c'è stato a tratti anche il gioco, c'è stato comunque la difesa d'oltranza, c'è stato il sacrificio quando si è rimasto in 10 uomini, una partita completa, è facile esaltarsi oggi, noi cerchiamo di restare umili e di riprendere quel mantra di Guido Linder, Mm. Stinkalmuz, almeno io, poi Sì, sì, diciamo che c'è un Udinese che però si vede che è un po' diversa, questo va detto perché comunque contro il Bologna c'erano state delle difficoltà nella manovra, nel tenere alto il baricentro, anche a questa partita ci sono state delle difficoltà perché comunque contro c'era la Lazio, non è che c'era una squadra di categoria bassa, c'era una squadra forte che ti ha messo in difficoltà in certi momenti clou, tu hai avuto il merito di partire subito forte, di sbloccarla subito e poi di gestire nel migliore dei modi. C'è ancora qualcosa che si può migliorare. Castro molto bene in cabina di regia, ti ha aiutato molto secondo me nella gestione del pallone. Ripeto, qualche transizione si poteva concludere un po' meglio e nel palleggio si può ancora migliorare. Ci sono ancora margini di crescita, nonostante comunque nel complesso sia stata una prestazione più che sufficiente, oserei dire, sì, della squadra. prestazione ottima e ti dico anche questo, la rosa molto lunga a disposizione del mister Riunic ti aiuta perché i cambi, no? Hai la possibilità di cambiare anche la partita in corso, metti dentro Kellenkamp, metti dentro Davis, c'è Lovric, no? Quindi oggi credo che abbiamo visto un ottimo Udinese, preludio mi auguro di una stagione che deve continuare così attraverso il lavoro, l'umiltà, restiamo tranquilli, però si vede, si intravede qualcosa del lavoro, della mentalità, nella voglia. Si vede proprio innanzitutto c'è un'atmosfera diversa e per quanto l'anno scorso lo stadio non sia mai mancato sostanzialmente come fattore, oggi è stato bello sentire tutta la bolgia del Buonergi Stadium, soprattutto nella ripresa, nei momenti di difficoltà. Si vede che ci sono dei ragazzi come Toven e Biol responsabilizzati, li abbiamo visto spesso riprendere i compagni, ma anche aiutarsi i compagni tra di loro. Si vede che in questo momento c'è un gruppo più forte rispetto all'anno scorso e c'è forse anche quel pizzico in più di esperienza dato da chi è rimasto da quanto accaduto l'anno scorso e dato anche dei nuovi innesti perché comunque Karlstrom ha la sua esperienza ce l'ha già. Adesso però attenzione perché arrivano due partite che saranno completamente diverse e quindi altri due test molto interessanti. Sì, arriva il Como, poi si va a Parma, di mezzo c'è anche la sosta, guai sottovalutare e pensare abbiamo fermato il Bologna, abbiamo battuto la Lazio, adesso andremo in tranquillità ad affrontare due squadre che mettavamo, no? Anzi, Sulla nostra stessa linea ad inizio stagione, quindi continuiamo così, lo ripeto per l'ennesima volta, ma facciamo anche tesoro di queste due partite, erano complicate, io sono in pochissimi quelli che scommettevano su 4 punti nelle prime due, io ne avevo fantasticamente detti 7, beh, siete nelle prime ma due, perché nelle no, prime tre. 7 nelle prime tre, sai che io sono super ottimista Sì. e quindi per ora siamo a 4, andiamo avanti così, il lavoro, più e meno, tra i più ovviamente Luca Thauvin, autore del gol, soprattutto il francese capitano, oggi ha fatto qualcosa di straordinario, il secondo gol è tutto suo, incontenibile. Gli altri è difficile tirare fuori anche i migliori perché comunque tutta la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Se ti dico Luca Thauvin e ci aggiungo Karlstrom, perché Karlstrom alla prima partita titolare sembrava essere ecco, un veterano di questa squadra. Sì, sì, no, concordo. Si è visto in una partita forse fatta ancora meglio rispetto a Bologna, dove già avevi dimostrato la mentalità, oggi hai dimostrato anche un po' di tecnica, un po' di tattica. Ci aggiungo una difesa importante, perché comunque Biol e Perez continuano su standard molto elevati e anche Giannetti quest'oggi si è disimpegnato molto bene, quindi bisogna dare anche merito alla difesa che ha fatto un'altra prestazione molto molto importante per l'arco di tutti i 90 minuti, eccezione fatta proprio per quel defiance proprio del gol del 2-1 arrivato veramente al soffio finale.
Sì, è arrivato dopo, tra l'altro, doveri, 12 minuti di recupero complessivi, cioè facciamoli giocare 2 giorni, magari pareggiano. E ultima cosa, magari cose che sono andate un po' meno, continuiamo sugli esterni a fare fatica. Espulso per doppia munizione Camara e Zibue, che ha fatto una buona partita nel complesso dal punto di vista difensivo, ha sbagliato sempre, però quasi sempre le scelte quando c'era da proporre, sistemando gli esterni. Adesso guardo in là, sistemando gli esterni in questi ultimi giorni di mercato che ormai ci apprestiamo a vivere, ci possiamo secondo me davvero divertire con questo Udinese. Sì, diciamo che sugli esterni però purtroppo o hai già delle idee o emerge comunque un po' rara. Potrebbe esserci qualche movimento magari nell'ultima settimana perché qualcosa andrebbe fatto ed è evidente, però vedremo, il mercato è ancora aperto e le sue vie sono infinite. Adesso vediamo un po' in questi giorni come si sviluppano le cose. Per il resto sulla gara ancora, per quanto riguarda magari chi è stato meno brillante, ecco, io parlerei di meno positivi, perché quando vinci 2-1 contro la Lazio il gol lo prendi veramente all'ultimo, si può parlare di qualcuno che è stato meno positivo degli altri, e sulle fasce qualcosina abbiamo toppato con l'ingenuità di Camarà, e Izibu ha sprecato un paio di transizioni che erano veramente molto ghiotte per andare magari addirittura a fare il tris e chiudere la partita. Si può crescere anche lì ovviamente. Sì, si può crescere anche lì, testa adesso al Como, Como che è una squadra ancora da capire, no? Molto spagnola, molto spagnola Sì. come squadra. E anche da decifrare, quindi da prendere assolutamente con le pinze. Ci rivediamo sempre qui perché si gioca di nuovo a Udine, quindi 2 in casa e speriamo di ripetere quanto di buono fatto oggi.